Enta questo obro, l'artista ha gravato de punches in metal lu carlun telà per far sortire in borte smingià de nombrose barbe bianches de papier. A trafurà lu carlun abune l'amo per creare de formes geometriche che lei se inveire in dessù en font turchese nere e bianche, che es più de color, ma propri de papier. E punches in metal sono presentes de con altro obro del museo, d'una da Mastroianni alla Miss Luigi Mallet, realizzata in lamino d'argent, gravà e repussà. Lu colore es al centre della composizione, violet, biau e rosenvisc e sbalunant, che sun lu cor del travail, sun libre de bugiar sus lu papier che embrasso le maces sbardae senso furmo. Un'esplosione es cianco a queste centre pien d'energia e intro in la fisicità la materia del carlun. L'esplosione, le formes che generano e scaies senso fren, porto lui a cercare in abri. De facce, ja pa un punch de visto sulet, ma es le strutture o la composizione a impune in movimento. Aco es purta sus tut da formes ariundes, marcà come de spirales, che sbardun energia ent una continua pulsazione de tutte le componentes. Uno forzo vibranto che se porta dreire les autres formes geometriches, triangoli, cairà, prisma, ent un ritmo movimentà generà dalla forma che man man s'origino e pio e strutturo. Lu dinamisme ha sempre accompagnato la produzione de Mastroianni e slucorre la sia encharmanto vitalità. La direttrice dinamiches centrifuges, rappresentadas formes bianches e scaies che traversano tutta la composizione dell'obro, se slanzano in le spassiniere del font e fan vibrar lu centre, occupà dalle maces senso formo di colore in visc. Lo principio futuristo de linee sforzo eserpia de coisi per traduce a quel buir d'energia creativo che l'artista se sente din. L'obro genera anche de suggestioni che sono altre obres, dal sempre aimà attac di lancier de boccioni alle esplosioni e battaglie in bronze sus rame gravà e colorà. Sortì su un par d'encunte, un cavale su un cavalier colpì da un'esplosione. Lo riferimento è esagiuato a quei particolari, due uei, un nas, la curva d'una testo per l'uomo a cavallo, che parei sono dal gruppo centrale. Lo chiaro sbalunante d'una deflagrazione se meglio originà da un cristallo piassante al cantone a gaucho, en chiar che arriundo l'uomo e lo cavallo a budelames giaunes che portano l'energia o l'azione verso le spazi vuoti del font nier. Umberto Mastroianni, naisù a Fontana Liri, in provincia di Frosinone, nel 1910, è stato uno degli artisti più rappresentativi delle sculture italiane apres la guerra. Attraverso un linguaggio astratto, ad una corpo e energia estetico, a forme e volumi plastici che si impongono negli spazi come emblematiche presenze simboliche. Mastroianni è stato un artista in differenti discipline, dalle sculture all'oreficerio, dalla scenografia alla tapisseria. Mort a Marino Laziale nel 1998 e sutra il cementiere di Carmagnolo, in provincia di Turin, da pe all'aimà fremoide, che da picciotto aveva vivuto in la maison de Luigi Mallet a Dronie. L'obro sicuramente più importante e grande de Mastroianni, che traballo per 5 anni, è il monumento alla resistenza italiana ad Cuni, inaugurato da Sandro Pertini il 7 settembre del 1969, e spiazzata al Parco della Resistenza in Viale di Angeli a Cuni, e secondo le intenzioni dell'artista, rappresenta un'esplosione de formes piazzata sulla direttrice visiva de Böves, un paese martire della rappresaglia nazista. Per realizzarlo, gli abitanti di Cuni avevano partecipato a un acculetto pubblico, che in cui si chiamaria crowdfunding, come un avviso in documento retrovato.